Nelle fertili campagne della sinistra Piave risplende da molti secoli il gioiello della chiesa di San Giorgio, incastonato tra le feconde vigne circostanti. Nel 1989 Mauro Lucco avanzò per primo un'attribuzione degli affreschi di San Giorgio. Tramite la lettura comparata degli affreschi arrivò a individuare l'autore in Giovanni di Francia, figlio di Desiderio da Metz in Lorena, attivo nei dintorni di Feltre e nella Valbelluna a metà del XV secolo. I cartoni delle figure raffigurate sulle pareti di San Giorgio, come la Madonna in trono con il bambino, San Bernardino da Siena e la stessa Ultima Cena, erano già stati adoperati in precedenza dal pittore. Il ciclo di affreschi fu presentato il 28 settembre 1466 e per il momento rappresenta l'ultima opera di Giovanni di Francia. È un pittore già anziano, aiutato dal figlio Desiderio da Feltre, legato ancora ai canoni pittorici del secolo precedente del cosiddetto gotico internazionale, sviluppatosi nel nord Europa. Nello stesso tempo ha una capacità incredibile nel raccontare la sua pittura, come nel caso delle 4 scene della vita di San Giorgio, appositamente realizzate per questa commissione artistica e che presenta come un moderno fumetto. Sotto ogni affresco aggiunge una didascalia nella lingua parlata a San Giorgio nel XV secolo. La chiesa è famosa soprattutto per una bellissima Ultima Cena, giunta fino a noi nella sua integrità, che si caratterizza per la presenza dei gamberi e delle ampolle di vino rosso sulla tavola imbandita. Le ultime cene con gamberi sono un tema diffusissimo in tutto il nord Italia a partire dalla metà del XIII secolo fino al pieno XV. Per i fedeli che videro per la prima volta gli affreschi era un modo per immedesimarsi nella mensa del Cristo. Anche loro mangiavano gamberi, soprattutto nell'osservanza del digiuno quaresimale. Per gli studiosi, l'interpretazione maggiormente plausibile della diffusione dei gamberi affrescati nelle chiese risiede in una polemica anti-ebraica, poiché ancora oggi per un ebreo osservante un passo del Levitico vieta il consumo di tutti quei pesci e crostacei senza le squame.